e dignità, e sono due parole importanti. Orgoglio e dignità sono quelle che temono di perdere i lavoratori di ex Ilva di Taranto. Alcuni dicono, e l'abbiamo letto tante volte in tanti comunicati, l'abbiamo ascoltato in tante dichiarazioni, di averla già persa questa dignità a causa di condizioni di lavoro non ottimali, mancanza di sicurezza nello stabilimento, ma proprio la dignità di pensare al proprio lavoro guardando ad una visione che va al di là del contingente. E ovviamente le notizie che arrivano adesso da Palazzo Chigi non fanno sicuramente sorridere tutti, sicuramente non fanno sorridere i lavoratori dell'indotto. Noi abbiamo in collegamento con noi il presidente di AIGI, lui è Fabio Greco. AIGI rappresenta l'80% delle imprese dell'indotto che insomma si trovano in questo momento di estrema difficoltà. Buongiorno Greco. Salve, buongiorno a tutti. Ieri vi siete autoconvocati in qualche modo, perché avevate chiesto al ministro Urso di essere anche voi insieme ai sindacati ieri ricevuti a Palazzo Chigi. Non è arrivata risposta e quindi avete deciso di andare in autonomia con una delegazione di 80 persone proprio lì sotto Palazzo Chigi a Roma. Che cosa è successo poi? Ci racconta innanzitutto questo pomeriggio insomma travagliato che avete vissuto. Beh, sì, intanto la cosa è molto semplice, non è che ci siamo autoconvocati. Noi, in riferimento alle urgenze che sono nate con le comunicazioni di IFIS, dove bloccava il prosoluto alle aziende, quindi finanziariamente le aziende non potevano andare ad anticipare e accedere il credito, ci siamo ritrovati davanti a una situazione molto critica. Poi quello che abbiamo letto sui giornali per quanto riguarda l'amministrazione straordinaria, ci siamo chiaramente preoccupati. Abbiamo inviato una comunicazione per un incontro, non tanto per quanto riguarda quelle che sono le attività fatte con i sindacati, ma un incontro per capire la situazione. Incontro che ci hanno garantito ieri un tavolo con i ministri, sia il ministro del lavoro sia il ministro Urso, per condividere la situazione che si sta prospettando. Situazione che ieri abbiamo capito che non si parla di amministrazione straordinaria al momento, si parla di un commissariamento che è un punto interrogativo, non si capisce cosa significa effettivamente nella sua interezza il commissariamento, però c'è la volontà di chiudere da parte del governo questo rapporto con il privato e chiaramente aprire un nuovo ciclo. Chiaramente ci devono spiegare in questo periodo di vacazio come le aziende devono, come tutto l'indotto, come le aziende devono portare avanti poi tutti gli oneri finanziari, i pagamenti e quant'altro, perché noi abbiamo bisogno di essere assolutamente pagati quelli che sono i nostri crediti esigibili alla data odierna. Era questo lo scenario che prospettavate, cioè questa ritenevate potesse essere la soluzione, quella che poi è emersa ieri, appunto, del divorzio e del traghettamento verso un altro socio privato? Ma noi non auspicavamo nessuna soluzione, noi volevamo, e l'abbiamo sempre detto, questo stabilimento è strategico, se lo è dobbiamo avere una produzione e dobbiamo fare gli investimenti. Adesso ci sarà sicuramente o questa stessa società o comunque, se si parla di una nuova società, occorre che il governo in questo momento dia le certezze all'indotto per non perdere i crediti a noi esigibili ad oggi. Non è possibile che ancora oggi, nel 2024, si possa parlare di perdere oltre 120 milioni di euro in una città come Taranto, con imprenditori che hanno investito in questi ultimi anni. Dal 2015 abbiamo già visto cosa è successo tra il 2012 e il 2015 con l'attività statale, con un'amministrazione straordinaria. Noi non vogliamo entrare nel merito e creare il problema, come ho detto ieri, di chiedere una riconversione dall'amministrazione straordinaria del 2015 a direttamente richiesta di fallimento ex Ilva, perché a questo punto sarebbe la chiusura totale. Quindi i nostri crediti devono essere assolutamente dati esigibili a noi prima di qualsiasi altra
situazione che questo governo potrebbe portare avanti. Ritenete insomma che abbiano imparato, tra virgolette, la lezione rispetto a quello che è accaduto nel 2015, cioè che stavolta anche qualora si profilasse questa possibilità dell'amministrazione straordinaria ci sarebbero più tutele, o non vi fidate dello Stato? No, non è questione di fidarsi, è questione che noi l'abbiamo imparata molto bene la lezione, abbiamo un pool di tecnici con i quali proprio in questi tavoli vogliamo andare a dare soluzioni per tranquillizzare e tutelare le imprese dell'indotto e tutte le imprese che fanno parte di AICI e che ieri eravamo più di 80 in attesa di risposte. Quindi questa è la cosa principale, è un problema che deve essere risolto subito, non possiamo andare oltre perché il 15 ci sono i pagamenti da fare. Noi abbiamo fatto adesso una comunicazione ufficiale a IFIS dove chiediamo spiegazioni in merito a questo blocco unilaterale della cessione del credito prosoluto. Il fatto che ci siano questo che dice IFIS è come se questa azienda non fosse solvibile, sia inadeguata, e questo è un problema perché rientra la crisi d'impresa. Crisi d'impresa che significa che c'è un problema nel CDA, c'è un problema di garanzie da parte del CDA di questa società che non ha fatto il suo dovere, e quindi questo è grave, molto grave da parte di IFIS, anche perché è l'unica banca che fino a ieri ha sostenuto questa società, che ricordo pubblico-privato. Quindi i ministri dovrebbero chiedersi come mai IFIS ha fatto questo e nessuno interviene, perché è una cosa gravissima. Chiarissimo il suo punto di vista, e vedremo anche se insomma a seguito anche di questo incontro che c'è stato ieri e di quello che emergerà mercoledì, se insomma ci saranno delle novità come paventano, con delle soluzioni magari la banca insomma si regolerà di conseguenza. Dovrebbe già farlo in base a quelle che sono le dichiarazioni del governo, e spero che il governo, così come ieri parlavamo con i parlamentari ionici, possa intervenire con il CDA di questa società ADI per sbloccare immediatamente la problematica IFIS, altrimenti noi saremo costretti a stare fermi, non possiamo andare a lavorare e dobbiamo mettere in cassa integrazione il personale, cioè non lo possiamo pagare. Se io vengo a lavorare e non posso ricevere i miei corrispettivi perché so per certo che non possono essere anticipati, io non vado a lavorare, è automatico. È abbastanza quindi la fabbrica chiaro, abbiamo un problema certo, di sicurezza degli impianti, abbiamo un problema di sicurezza di tutto lo stabilimento, abbiamo un problema certamente di disoccupazione, e questo è un problema di cassa integrazione, mi scusi, e quindi questo è un problema che bisogna assolutamente affrontare subito, oggi, lunedì, massimo martedì.